Ciao a tutti amici del canale. Se state guardando questo video e non siete ancora iscritti, vi invito caldamente a farlo adesso e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti esclusivi. Oggi vi porterò alla scoperta di una notizia che ha scosso profondamente il mondo della musica napoletana. Una preoccupante situazione sta tenendo in ansia migliaia di appassionati della musica partenopea. Il celebre cantautore Gigi Finizio, voce storica della tradizione napoletana, si trova attualmente ricoverato in ospedale. Circostanza che ha generato una forte ondata di preoccupazione tra i suoi innumerevoli sostenitori. La notizia è trapelata dopo che l'artista ha condiviso sui social media un'immagine significativa. Una flebo accompagnata da un messaggio carico di affetto che recitava numero 1, Maestro. In questo momento di incertezza, è stato lo stesso Finizio a voler tranquillizzare il suo pubblico con parole cariche di gratitudine. Grazie a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori, ma soprattutto grazie a voi, vi amo. Sebbene i dettagli specifici sul suo stato di salute rimangano avvolti nel riserbo, il cantante ha voluto rassicurare tutti confermando un progressivo miglioramento. Tuttavia, questa situazione imprevista ha costretto l'organizzazione a posticipare diverse tappe del tour in corso, compreso l'attesissimo spettacolo programmato per il 28 febbraio. La vicenda ci porta a ripercorrere la straordinaria carriera di questo artista eccezionale. Gigi Finizio, nato nel 1965 nel pittoresco borgo Sant'Antonio Abate, conosciuto affettuosamente come il Buvero alle spalle di Porta Capuana, ha dimostrato fin dall'infanzia un talento fuori dal comune. La sua storia artistica inizia in modo sorprendente. A soli 7 anni già si cimentava nell'interpretazione dei brani del maestro Sergio Bruni, dimostrando una maturità vocale eccezionale per la sua età. Il momento che ha segnato per sempre la sua carriera è arrivato quando, a soli 9 anni, ha compiuto qualcosa di straordinario: il superamento dell'esame SIAE come cantante. Un evento senza precedenti che lo ha consacrato come vero e proprio bambino prodigio della musica italiana. Questo episodio ha anticipato quella che sarebbe diventata una delle carriere più brillanti nel panorama musicale napoletano. Il suo percorso artistico ha continuato a brillare negli anni 90, raggiungendo l'apice con la vittoria a Sanremo Giovani nel 1994, dove ha presentato il brano Scacco Matto. La sua presenza al Festival della canzone italiana si è ripetuta in 3 occasioni memorabili: nel 1995, dove ha dato vita a un indimenticabile duetto con Giorgia interpretando Io te vorria vasà, fortemente voluto dal presentatore Pippo Baudo, nel 1996, e nel 2006, quando ha portato sul palco dell'Ariston un messaggio di speranza esibendosi con i giovani di Scampia nel brano Musica e Speranza. Nel corso degli anni, Finizio si è affermato come uno dei pilastri della musica napoletana contemporanea, affiancando altri grandi nomi come Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo, Sal Da Vinci e Mauro Nardi. La sua capacità di fondere tradizione e innovazione lo ha reso